È una giornata molto particolare per la nostra comunità per due motivi. Intanto perché da giorno 8, da una settimana, abbiamo le reliquie da Padova di Sant'Antonio, accompagnati da un frate di Padova, Fra Giovanni, e poi il secondo motivo di gioia è perché questa chiesa verrà consacrato il nuovo altare che è stato fatto da qualche giorno e dedicata come chiesa parrocchiale a Sant'Antonio di Padova. Quindi sono due eventi veramente che si sono incastonati tra di loro, ma due eventi che sono per noi motivo di gioia, di preghiera per innalzare a Dio la nostra lode e il nostro grazie. Ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta dal nostro vescovo, Monsignor Damiano, e durante la celebrazione lui stesso consacrerà l'altare e le quattro croci che sono stati posizionati nelle pareti di questa chiesa, appunto dedicherà la chiesa a Sant'Antonio di Padova. E la dedicazione di una chiesa, la consacrazione di un altare sono momenti salienti per la vita di una comunità, è occasione per richiamare quegli spazi dove si celebra la liturgia, dove si celebra la fede, e la consacrazione dell'altare con tutti i segni che ne conseguono, l'unzione dell'altare con l'olio del crisma, quello che si usa per le cresime, per la consacrazione dei preti, per il battesimo. Sono segni importanti, sono occasione per la comunità di, come dire, di ripassare questi segni che magari un po' si dimenticano nel tempo, ecco, riviverli e poter poi apprezzare sempre meglio durante le celebrazioni liturgiche l'altare, il lambone, il luogo da cui si proclama la parola di Dio. Sì, penso che sarà una celebrazione importante per la crescita, ecco, per un ulteriore passo di maturazione della comunità, così come tutta la Chiesa continua a maturare fino poi alla pienezza in Cristo quando sarà.